Impara a digitare prima che sia troppo tardi. Non farti sorprendere dalla fine del mondo senza sapere scrivere bene sulla tastiera del computer. In questa lezione ci eserciteremo con i tasti della riga di base e con i tasti della riga superiore digitando delle parole. Prima di tutto leggiamo il testo proposto e controlliamo di conoscere tutte le lettere. Allora, ora, talora, adesso, spesso, forse, tutto, tosto, dopo, assai. Assumiamo la giusta postura del corpo prima di iniziare l'esercizio. Sistemiamo perfettamente le mani sulla tastiera e cominciamo. R, A, spazio, O, R, A, spazio, T, A, L, O, R, A, spazio, A, D, E, S, S, O, spazio, S, P, E, S, S, O, spazio, F, O, R, S, E. Sappiamo già che quando sbagliamo non possiamo fermarci a contemplare l'errore neanche a rimproverarci. Dobbiamo continuare a digitare come se nulla fosse accaduto. È necessario mantenere il ritmo della scrittura. È estremamente importante. Spazio. D. Durante l'apprendimento della tastiera, la precisione è più importante della velocità, ma non ti distrarre. Se non raggiungi gli obiettivi, non ti martoriare. Nel prossimo tentativo li raggiungerai e se non li raggiungi, li raggiungerai nell'esercizio successivo. È necessario persistere, essere costanti. Forza! Se hai intenzione di iniziare il corso o l'hai già iniziato, metti da parte la timidezza e lascia anche tu il tuo commento. Raccontaci le tue impressioni, le tue aspettative, la tua esperienza finora. Sei contento dei tuoi progressi? Sei soddisfatto dei tuoi risultati? Quali chiavi ti resistono? Qual è il tuo obiettivo? Vuoi semplicemente imparare a digitare senza guardare la tastiera? Oppure hai intenzione di guidare la classifica di velocità? Hai trovato un errore o qualcosa che non funziona per te? Hai una domanda, un reclamo, un suggerimento? Non esitare ed esprimiti liberamente senza preoccuparti di errori di ortografia o di battitura. Stai ancora imparando. Hai già finito il corso? Com'è andato? Che velocità hai raggiunto? Hai già il diploma? Dai, raccontaci, condividi la tua esperienza. Che cosa state aspettando? Se questo corso ti sta piacendo, non dimenticare di mettere un like. Se vuoi sostenere la continuità del corso, inviaci un super grazie. Se l'hai già fatto, grazie mille. Grazie davvero. Fai ancora un favore alle persone che non sono ancora brave con la tastiera, condividendo il video sui tuoi social network. Questa è una videolezione del corso di dattilografia di interdidattica.com. Puoi registrarti gratuitamente per salvare i risultati dei tuoi esercizi oppure lo puoi seguire a modo tuo.
è disponibile in altre lingue e per diverse tastiere. Se lo stai guardando su YouTube, nella descrizione ci sono i link per iscriverti, per cominciare il corso e per fare questo esercizio. E puoi anche iscriverti al canale, mettere mi piace e lasciare le tue domande e commenti.